È una scelta sbagliata perché mettere lavoratori che oggi in pensione di 70 anni a fare turni di notte o turni di 12 ore non rischia semplicemente di abbassare la qualità della sanità e la qualità dell'assistenza. Servono altre scelte e non certo richiamare chi è andato in pensione che giustamente si gode del meritato riposo. La CGIL non condivide affatto la decisione della Regione di far rientrare in servizio i medici in pensione per fronteggiare la carenza di personale. Il sindacato comprende l'emergenza, ma non condivide le modalità messe in campo e lancia un messaggio al presidente Zaia. Sicuramente c'è un problema di medici, ma dovremmo fare alcune scelte chiare e coerenti. La prima è investire nelle borse di specialità, quindi aprire l'accesso all'università, investire su chi si sta specializzando, aumentare le borse di modo che non ci sia un blocco all'ingresso e questi specializzandi possano già operare negli ospedali. Ma l'altra cosa molto più importante sarebbe dare il segno che si investe sui medici e si rinnova il contratto dei medici firmato a 10 anni. Non dobbiamo sorprenderci se i medici scelgono il privato dove magari ci sono meno rischi e si guadagna di più. Dobbiamo dare a questi professionisti il chiaro messaggio che la sanità pubblica crede in loro e che sono dei professionisti che verranno valorizzati e tutelati. Ecco, queste però sono anche le cose che dice il governatore Zaia. Sì, con la differenza che questo governatore fa parte di una maggioranza politica che da un anno governa questo paese e che poteva fare delle scelte sino ad oggi che non sono state fatte e ci aspetteremmo che il governatore facesse le dovute pressioni come Presidente della Regione per intervenire e per ridefinire subito la fabbisogno e la programmazione sanitaria. Anche l'ultimo accordo che sblocca le assunzioni nella sanità non premia in alcun modo quelle regioni virtuose come il Veneto che in questi anni hanno fatto sacrifici facendo pagare quei sacrifici proprio ai lavoratori.